Visita del segretario del Partito Democratico Enrico Letta in Sicilia. Letta ha visitato la regione siciliana incontrando i parlamentari regionali del gruppo, Lupo, capogruppo, Cracolice e l'agrigentino Michele Catanzaro, presente anche il vice segretario nazionale il siciliano Peppe Provenzano, quello regionale Anthony Barbagallo. Letta si è poi fermato sulle tematiche attuali importanti del momento, come l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l'emergenza dei rifiuti in Sicilia, altra componente quella del lavoro. Il segretario nazionale del PD ha anche lanciato da Palermo il percorso di democrazia partecipativa. Chi ci sarà deciderà. Allora, oggi è una giornata molto importante per noi perché per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, c'è questa partenza da Palermo del grande percorso di democrazia partecipativa che durerà fino alla fine dell'anno. Nella nostra ambizione sarà il più grande esercizio di democrazia partecipativa del Paese, esercizio nel quale chi vorrà intervenire conterà, nel senso che porterà le sue idee poi diventeranno parte di dibattito nazionale nostro e soprattutto di decisioni, le porteremo avanti. Chi parteciperà conterà. In questo senso questo percorso avrà il suo inizio il 1° settembre fino al 31 di dicembre, però la piattaforma digitale è già aperta, ci si può già iscrivere e quella di oggi è la prima pre-Agorà che noi svolgiamo, ne svolgeremo poi un'altra a Bologna sui temi della sostenibilità mercoledì e un'altra sugli enti locali venerdì a Napoli. Il tema della legalità oggi a Palermo perché ovviamente è un giorno molto particolare, io più tardi andrò a Via D'Amelio, sono stato nella giornata di oggi, ho avuto degli incontri importanti qui, ho incontrato i sindacati, abbiamo parlato con i segretari regionali di CGIL e Cisle Will, abbiamo toccato tutte le grandi questioni che hanno a che vedere con i problemi del lavoro, i drammatici problemi del lavoro. Per noi il lavoro è la questione principale, sia il lavoro che c'è da difendere, ma anche e soprattutto le nuove iniziative che dobbiamo mettere in campo, per esempio nuova via maestra che è quella dell'apprendistato che noi dobbiamo riformare e soprattutto dobbiamo metterci tutti i soldi possibili perché con l'apprendistato i ragazzi possono entrare nel mercato del lavoro, senza apprendistato è tutto molto più complicato. E poi accanto a questi temi del lavoro abbiamo parlato lungamente sia con i sindacati, abbiamo parlato con il sindaco e ovviamente ho parlato con i nostri rappresentanti in consiglio nell'assemblea regionale, quindi con il segretario regionale, il nostro capogruppo e tutti gli altri nostri consiglieri della questione del dissesto dei comuni siciliani che rappresenta per noi un'emergenza nazionale. Da Palermo voglio lanciare un appello al governo nazionale perché so che si sta occupando di questo tema per dire che il PNRR, che è la grande occasione per il rilancio del Paese e del Mezzogiorno, ha alcune condizioni perché possa essere applicato. Una condizione è che i comuni funzionino, perché se gli enti locali sono al dissesto non c'è possibilità alcuna. Un'altra condizione è quella della riforma della giustizia. Ho letto che l'incontro tra Conte e Draghi è stato un incontro positivo, io me ne rallegro perché sono convinto che la riforma della giustizia vada portata avanti rapidamente e vada approvata rapidamente. Quindi se c'è stata una capacità di trovare delle intese, secondo me è una cosa positiva perché il nostro auspicio è quello di un'approvazione rapida di una buona riforma della giustizia, quale è quella che la ministra Cartabia ha portato avanti.